è stato perché abbiamo un sistema regionale nella gestione soprattutto della sanità che siamo riusciti ad arginare l'epidemia. Io non oso pensare cosa sarebbe accaduto se il sistema sanitario fosse stato solo e esclusivamente centrale. Non oso pensare. L'emergenza sanitaria ha dimostrato in maniera indiscutibile il ruolo fondamentale delle regioni. Non si pensi che la pandemia abbia rallentato il processo verso le attribuzioni di maggiori prerogative verso l'autonomia. Quello è un fiume che scorre inarrestabile. Gli argini, dice il ministro della Lega Erika Stefani, sono rotti. Il sistema delle regioni è un sistema, signori, che al di là di quelle che possono essere delle chiacchiere o delle accuse che sono state mosse in modo strumentale nel corso dell'ultimo anno, il sistema regionale ha retto. Credo che ancora oggi che il regionalismo è il modo migliore di rispondere anche a quello che sarà da adesso in poi la ripresa dell'Italia e la ripresa dell'uscita da questa fase di epidemia. Perché le regioni possono intervenire in maniera più puntuale, più adeguata al territorio, più circostanziata e tenendo conto delle caratteristiche del territorio. L'omogeneità al basso fa male a questo Stato. Da Castelfranco Veneto, dove ha presenziato in qualità di ministro l'inaugurazione di un appartamento domotico per le persone con disabilità, Stefani ha fatto il punto sulla campagna di vaccinazione di questa categoria di soggetti fragili. In Veneto sono oltre il 72% quelli che hanno ricevuto ad oggi almeno una dose. Abbastanza soddisfatta, è partito il piano vaccinale all'inizio con un po' di difficoltà, tant'è che io stessa sono intervenuta fin da subito della mia nomina con una sollecitazione presso il Ministero della Salute affinché vi sia una corretta priorità della vaccinazione per le persone con disabilità. Di certo ci sono stati dei passaggi un po' complicati, magari all'interno di alcune regioni, per un sistema, ad esempio per l'identificazione della platea. Si è cercato man mano di affrontare i singoli problemi e sotto questo profilo devo ringraziare anche il generale Figliuolo, ha cercato anche lui di intervenire dove c'erano dei problemi.